Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Finito in manette con l'accusa di concussione e turbativa d'asta, il sindaco di Aieta, Gennaro Marsiglia, insieme alla moglie e un imprenditore avrebbero pilotato alcuni appalti nei comuni di Buonvicino e Maierà. Il procuratore di Castrovillari, Eugenio Facciolla, nel corso della conferenza stampa per illustrare l'inchiesta che ha portato all'emissione di 194 avvisi di garanzia, ha avuto parole dure nei confronti di tutti coloro i quali, ha detto, hanno concorso al disastro colposo pre e post alluvione di Rossano. Nominati dal Consiglio dei Ministri i nuovi prefetti, Gianfranco Tomao lascia Cosenza per Livorno, al suo posto Paola Galeone, a Vibo arriverà Giuseppe Gualtieri, già commissario prefettizio a Cirommarina dopo l'operazione Stige. Il sindaco di Rendemanna ha annunciato il passaggio dei dipendenti in servizio nell'ente dal regime part-time al full-time, la notizia comunicata nel corso di un'assemblea con la Giunta, manca ancora l'ufficialità. A 2 anni dall'installazione i pannelli fotovoltaici alla Fondazione Terina non sono mai entrati in funzione perché manca la cabina che trasforma l'energia solare in energia elettrica. Ha preso il via ieri sera la rassegna di spettacoli Serata in Villa, una kermesse che può contare su un cartellone ricco di appuntamenti di qualità, dalla musica al teatro. Quasi €1 milione per gli interventi manutentivi dello stadio Marulla di Cosenza. La Giunta approva il progetto definitivo che verrà finanziato con un mutuo del credito sportivo. I sorteggi dei calendari di B si svolgeranno a Cosenza, che intanto chiude gli ingaggi di Di Piazza e Dorazio, arrende la firma del neoallenatore Modesto. Buonasera dalla redazione di Teleeuropa Network e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura l'avete visto dai titoli, tanta cronaca con innanzitutto i bandi confezionati ad hoc. È stato arrestato il sindaco di Aieta, Gennaro Marsiglia, che deve rispondere di corruzione e turbativa di gare pubbliche. Misure cautelari anche per l'imprenditore Andrea Biondi e per la moglie di Marsiglia, Chiara Benvenuto. I particolari dell'operazione sono stati illustrati proprio questa mattina nel corso di una conferenza stampa a Paola, alla presenza del procuratore Pierpaolo Bruni, che ha coordinato l'inchiesta proprio denominata Appalto Amico. Nel corso dell'incontro con i giornalisti è emerso che c'è un vero e proprio business legato ai reati della pubblica amministrazione. Un pool di investigatori è impegnato nel contrasto del fenomeno. Per noi ha seguito l'inchiesta Rosalba Baldino. Appalti e bandi di gara pilotati, arrestati il sindaco di Aieta, Gennaro Marsiglia, l'imprenditore Andrea Biondi, disposti domiciliari per la moglie di Marsiglia, Chiara Benvenuto, i provvedimenti cautelari emessi dal Tribunale di Paola, eseguiti dalla Guardia di Finanza di Scalea, corruzione, turbativa d'asta, reciproci scambi di favore, sono i reati contestati dagli inquirenti a Marsiglia nel suo ruolo di responsabile dell'area finanziaria dei comuni di Buonvicino e Maierà. Le indagini partite nel 2009. Abbiamo ricostruito una serie di condotte di fatti apprezzabili sotto il profilo penale che il giudice ha riconosciuto essere fatti di corruzione e di turbativa d'asta e turbata libertà nella scelta del contraente. Secondo quanto accertato dai finanzieri, gli appalti e i bandi di gara sarebbero stati confezionati in maniera sartoriale allo scopo di agevolare le cooperative, gestita una dalla moglie di Marsiglia, l'altra rappresentata legalmente da Andrea Biondi. Quello che abbiamo riscontrato nel corso delle indagini era una perfetta aderenza tra quelle che erano le caratteristiche di alcuni bandi confezionati da responsabili area finanziaria in determinati comuni destinatario della misura cautelare odierna, ovvero il signor Gennaro Marsiglia, e quelle che erano le caratteristiche di alcune cooperative, ditte o società destinatarie poi vincitrici del bando di gara oppure destinatarie di affidamenti da parte di tali enti. Per quanto riguarda il reato di corruzione, in quale condotta vi
viene individuato? Abbiamo ricostruito la presenza di flussi reddituali tra il signor Gennaro Marsiglia, in qualità per l'appunto di pubblico ufficiale, e quelle che erano le cooperative destinatarie di determinati bandi, analizzando quelli che erano poi i flussi reddituali percepiti dal signor Gennaro Marsiglia in qualità di commercialista, di tenutario delle scritture contabili delle società e delle cooperative destinatarie di tali affidamenti. I servizi all'attenzione dell'inchiesta Appalto Amico relativi alle mense scolastiche e all'assistenza ai disabili non saranno sospesi, intanto le indagini proseguono e non si escludono ulteriori sviluppi. Colonnello, allora nasce questo pool che ha particolare attenzione sulla pubblica amministrazione. Lei ha parlato di un vero e proprio core business dei reati della pubblica amministrazione, quindi l'attenzione su tutta la provincia. Sì, diciamo un pool, voglio dire una squadra dove abbiamo come punto di riferimento le nostre procure, in questo caso la Procura Repubblica di Paola, e noi come Polizia Economico-Finanziaria che cerchiamo di perseguire i fenomeni illeciti più gravi. Con riferimento ai reati della pubblica amministrazione stiamo operando una mappatura ormai direi da 2 o 3 anni su tutte le gare pubbliche che vengono di volta in volta pubblicate online da comuni per legge, e si fa un'analisi di rischio. Sulla base di quelli che sono i fattori di rischio che ci appaiono più rilevanti investiamo poi le procure della Repubblica per l'avvio di approfondimenti, indagini per verificare che tutto si svolga nella piena legalità. Altra inchiesta a Castrovillari questa volta, dove il procuratore Eugenio Facciolla, proprio nel corso della conferenza stampa per illustrare l'inchiesta che ha portato all'emissione di 194 avvisi di garanzia, ha avuto parole dure nei confronti di tutti coloro che, ha detto, hanno concorso al disastro colposo pre e post alluvione di Rossano, fra gli indagati Occhiuto ed Oliverio in qualità di ex presidenti della provincia di Cosenza. Gianluca Pasqua. Sorvolando l'area di Rossano Corigliano ci si rende conto che la zona è a rischio idrogeologico, come o più che nell'agosto 2015. Nulla è cambiato, anzi, i mancati interventi e il perdurare di comportamenti illeciti hanno aggravato una situazione già delicata. Ieri l'inchiesta Flume-Luto ha svelato i nomi e i numeri di un'indagine lunga e corposa, gli indagati eccellenti, i sequestri. Oggi è il giorno delle riflessioni sui rischi e le conseguenze dell'arroganza dell'uomo che non rispetta l'ambiente. Il procuratore generale di Catanzaro Tello Lupacchini e il procuratore di Castrovillari Facciolla in conferenza stampa descrivono una situazione fuori controllo, chiarendo che per quanto è successo o potrebbe accadere non c'è da prendersela con la natura. Non è stato mitigato, non è stato temperato questo rischio, è una situazione gravissima che continua a persistere su quel territorio, quindi ci auguriamo tutti che non accada nulla, che non ci sia un evento alluvionale normale così come è stato quello del 12 agosto, perché dobbiamo stare attenti a non confondere e a non attribuire a madre natura responsabilità che non ha. È stato un evento assolutamente normale che purtroppo è degenerato e ha sfiorato la tragedia umana per quello che si è venuto a verificare sul territorio. Una lunga lista di abusi, leggi e regole ignorate dal privato cittadino come dall'istituzione, che in certi casi ha chiuso più di un occhio o ratificato i comportamenti scorretti. I fiumi devono arrivare a mare, una volta che aumenta la portata d'acqua deve trovare il suo deflusso normale. Se quel deflusso è costruito da costruzioni dall'alveo di fiumi che sono stati ridotti di decine di metri, addirittura fino a 50 centimetri, cioè Corigliano hanno realizzato una piazza, la piazza Salotto, che è sul letto del fiume, nell'alveo del fiume, ci sono palazzi, ci sono edifici, ci sono attività commerciali, banche. Il privato costruisce senza permesso, senza autorizzazioni, senza concessioni, però poi gli viene sanata l'opera che ha realizzato, e questi sono casi che abbiamo esaltato e abbiamo portato, siamo riusciti a mettere in evidenza per i profili di responsabilità. Ci sono condoni che sono stati fatti, sanatorie che sono state rilasciate in zone R4, noi parliamo di tutte zone che sono o R4, quindi altissimo rischio per le vite umane, oltre che a danni e cose, oppure zone R3. Rossano Corigliano non è un caso isolato, in Calabria e in Italia sono tante situazioni a rischio, bombe e orologeria pronte a esplodere. Il problema serio è che la gente non si rende conto probabilmente di stare seduti su una polveriera, o comunque di stare seduti in una situazione, di vivere in un contesto di estremo rischio. E questo forse andrebbe rimodulato tutto ciò con un sistema di
davvero di tipo economico pecuniario, quindi con una sorta di multe che siano veramente in condizioni di spaventare. Oggi purtroppo l'aspetto penale non fa paura, questo dobbiamo dire. Adesso invece vi mostriamo proprio l'installazione di alcuni pannelli di vetro fotovoltaico a Lamezia circa 2 anni fa, effettuati, un progetto innovativo per la riqualificazione energetica realizzato presso la Fondazione Mediterranea Terina, ma ecco, come si vede proprio nelle nostre immagini, anzi nelle immagini che ci ha inviato un nostro telespettatore, cos'è rimasto dell'intervento effettuato proprio da un'azienda spagnola. Alcune lastre montate sulla pavimentazione sono rotte, lesionate, in molti si chiedono: dopo quell'intervento è stata mai prodotta energia elettrica da fonte solare? I dubbi ci sono. Quello che appare evidente inoltre è che lo stato di degrado in cui versa l'ente in-house della Regione Calabria, nato nel 2007, che doveva essere in realtà un fiore all'occhiello per la ricerca, la formazione e lo sviluppo agroalimentare. Nominati dal Consiglio dei Ministri i nuovi prefetti. Gianfranco Tomao lascia Cosenza per Livorno, al suo posto arriva Paola Galeone, mentre a Vibo Valentia arriverà Giuseppe Gualtieri, già nominato commissario prefettizio a Ciron Marina dopo l'operazione denominata Stige. Dopo 5 anni Gianfranco Tomao lascia la guida della prefettura di Cosenza per assumere l'incarico di prefetto di Livorno. Quanto ha stabilito il Consiglio dei Ministri su proposta del ministro dell'Interno Matteo Salvini, a sostituire Tomao a Cosenza arriva da Benevento il prefetto Paola Galeone, che qualche anno fa ha ricoperto il ruolo di commissario prefettizio dell'ormai ex comune di Corigliano Calabro. Dunque sarà lei la nuova inquilina alla prefettura Abruzia. Nelle disposizioni proposte dal Viminale e deliberate dal governo rientra anche il nuovo incarico per la calabrese Maria Grazia Nicolò, che da direttore centrale dei servizi elettorali del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali andrà a ricoprire il ruolo di vice capo dipartimento per espletamento delle funzioni vicarie presso il Dipartimento delle Politiche del Personale, dell'Amministrazione Civile e per le risorse strumentali e finanziarie. Inoltre a Vibo Valentia arriverà a guidare la prefettura Giuseppe Gualtieri, nominato commissario prefettizio a Ciron Marina nel gennaio scorso, dopo l'operazione della DDA di Catanzaro denominata Stige, che ha azzerato i vertici del comune. Ad un'altra conoscenza del nostro territorio, Raffaele Cannizzaro, è stato affidato l'incarico di commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso. Intanto martedì Salvini sarà prima a Palmi, dove visiterà un immobile confiscato alla mafia e destinato a diventare sede del commissariato di polizia, e poi a San Ferdinando per un sopralluogo alla nuova e vecchia Tendopoli, che ospita cittadini stranieri, in parte impiegati in lavori agricoli stagionali. A Rende adesso, dove il sindaco Manna ha annunciato il passaggio di alcuni dipendenti in servizio proprio nell'ente dal regime part-time al full-time. La notizia comunicata nel corso di un'assemblea con la giunta, manca ancora l'ufficialità. Volti distesi e sorridenti per gli impiegati del comune di Rende, già perché oggi il sindaco Marcello Manna ha voluto comunicare una bella notizia. In 3 anni i contratti di lavoro part-time saranno trasformati in full-time. Ad oggi circa il 70% del personale lavora part-time. La trasformazione del contratto a tempo pieno significherà dunque valorizzare e riconoscere il ruolo dei dipendenti, ma anche offrire servizi migliori ai cittadini. Ma ecco il momento in cui il sindaco Manna comunica la notizia arrivata dal Ministero. La ufficialità ci sarà in questi giorni, però era una notizia che noi attendevamo da tempo, abbiamo lavorato tanto, è arrivata questa comunicazione adesso del Ministero dell'Interno che è arrivata proprio da pochissimo. Si comunica che la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali nella seduta del 27 giugno 2018 ha approvato la deliberazione già esaminata in parte, con la quale l'ente ridetermina la dotazione organica costituita da numero 194 posti full time e c'è l'elenco di tutti quanti. Siete o sarete tutti quanti full time. Un comune in predissesto, capite bene che non è stato facile.
lo abbiamo raggiunto questo obiettivo, sarà nei 3 anni, ci sarà ovviamente una gradazione di queste cose, però anche qui vi prego, massima tranquillità, perché l'importante è raggiungere l'obiettivo. Noi adesso ne abbiamo un altro di obiettivo, che è ancora più pesante e che è la rete servizi. Dobbiamo mettere mano anche al personale della rete servizi. Lo faremo sia con la qualifica e poi vedremo se possiamo anche aumentare le ore. Se riusciamo a creare questa sinergia su tutto il personale, se ne avvantaggia la città, se ne avvantaggiano i cittadini, i servizi. Ed ora ci spostiamo a Catanzaro, dove il sindaco, a margine della conferenza che ha tracciato il bilancio dell'ente, ha parlato delle prossime regionali e dell'esigenza di un governatore proveniente dal capoluogo. Una conferenza stampa indetta per parlare delle cose fatte e delle cose da fare. Il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, traccia un bilancio dell'attività amministrativa nel primo anno di mandato, ma coglie l'occasione per lanciare un messaggio ai calabresi. È arrivato il momento, dice il primo cittadino del capoluogo, che a governare la Calabria sia un catanzarese. Io credo che Catanzaro debba difendersi proponendo una candidatura alla presidenza della giunta regionale. Io credo che Catanzaro aspetti, dopo Cosenza e dopo Reggio Calabria, aspetti a Catanzaro ad avere questo ruolo come presidenza della giunta regionale, al di là di chi sarà il nome, perché credo che sia giusto, dobbiamo difendere la nostra città, ce lo meritiamo, credo che la rotazione sia un metodo giusto, ma soprattutto credo che Catanzaro sia stata fortemente penalizzata in tutti questi anni, perché se andate a vedere la programmazione della Regione Calabria, il 70-80% di tutti gli atti deliberativi della giunta regionale sono per la provincia di Cosenza, quindi se dico bugie smentitemi, ma se vi andate a prendere tutte le delibere vi accorgerete che la maggior parte dei finanziamenti sono arrivati a Cosenza. A me non dispiace che arrivino dei finanziamenti nelle altre province, ma il riequilibrio sulla programmazione credo che ci debba essere, e quindi credo che Catanzaro abbia bisogno di un presidente che riequilibri e faccia crescere l'intera Calabria e non si faccia dell'utilizzo dei fondi europei un utilizzo preelettorale per essere poi candidati. Chi vince alla Regione Calabria deve amministrare per 5 anni, deve amministrare nel migliore dei modi senza pensare alla ricandidatura, perché se si pensa alla candidatura si fanno solamente dei danni alla collettività. Abramo non pretende di imporre la propria candidatura, ma... Ed ora ci spostiamo a Taurianova, dove dopo 40 anni è stato approvato un progetto di riqualificazione di alcune zone della città, fra cui via Condello. Ci eravamo già occupati della questione, una via, la Tiberio Condello a Taurianova, che da 40 anni aspetta l'inizio dei lavori per assicurare servizi e diritti fondamentali. Ora si è arrivati ad un punto di svolta per quanto riguarda la risoluzione delle criticità. Dopo le lamentele nelle settimane scorse da parte dei residenti del quartiere, indignati e disillusi delle promesse della politica che non hanno mai trovato riscontro nei fatti, il cui livello di esasperazione li ha portati addirittura a minacciare gesti eclatanti per sensibilizzare le istituzioni di Taurianova sulla necessità di un intervento, è stato approvato in questi giorni il progetto esecutivo che prevede la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria. Il progetto di riqualificazione dell'area, che sarà caratterizzato da interventi per un esborso economico totale di circa 360.000 euro e finalmente porterà i residenti della via ad avere gli allacci al sistema fognario, alla rete idrica e al gas, arrivando così a colmare quel gap con gli altri punti del territorio già in grado di poter usufruire di tali servizi e liberi dell'emergenza buche ed arterie dissestate che invece rendevano la quotidianità degli abitanti della Tiberio Condello un vero e proprio inferno. Si è finalmente chiusa, dichiara il sindaco, la fase progettuale dell'intervento nella zona. Adesso si manda la gara in appalto e puntiamo nel giro di 90-120 giorni, sperando non subentrino contrattempi, di iniziare definitivamente con i lavori. Un'attesa lunga, 40 anni, che ora sta per finire.
Adesso ancora la cronaca con una notizia che arriva da Catanzaro, dove 21 condanne e 10 le assoluzioni. Si è concluso così il processo con rito abbreviato per le 31 persone coinvolte nell'inchiesta denominata Six Town, coordinata dalla DDA di Catanzaro, che nell'ottobre 2016 decapitò il locale di Belvedere Spinello che controllava il territorio a cavallo fra le province di Cosenza e Crotone. Il GUP ha inflitto l'ergastolo ad Agostino Marrazzo, ritenuto il capo dell'organizzazione con funzioni di direzione delle attività criminali e degli altri sodali. Gli altri imputati invece sono stati condannati a pene che vanno da un massimo di 18 anni e 6 mesi ad un minimo di 1 anno e 4 mesi di reclusione. Gli imputati erano accusati tutti a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso, omicidio, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsioni, favoreggiamento di latitanti, ricettazione, violazione in materia di armi, violazione appunto in materia di armi. Le indagini hanno consentito di far luce su 6 omicidi e su un tentato omicidio. Adesso vediamo i nostri 100 secondi di cronaca. 2 pusher arrestati dalla polizia nel Cosentino. A Rossano una donna di 27 anni è stata trovata in possesso di alcune dosi di cocaina. I poliziotti avevano notato nei pressi dell'abitazione della 27enne uno strano via vai di persone. Diverse dosi di cocaina sono state rinvenute dagli agenti occultati in dei barattolini di plastica tipici delle sorprese degli ovetti di cioccolato. Il secondo arresto invece è avvenuto a Schiavonea. Si tratta di un 23enne che ha cercato di disfarsi di alcune dosi di hashish, droga poi recuperata in un giardino dove era stata gettata. Un operaio è caduto da una impalcatura in un cantiere a San Biase. L'uomo stava ristrutturando un'abitazione quando è precipitato per alcuni metri. Trasportato subito nell'ospedale di Lamezia, è stato poi trasferito nel nosocomio di Catanzaro. Sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Lamezia per chiarire la dinamica. Da 20 anni di carcere a 4 mesi di reclusione sono le richieste di condanna avanzate dai PM al termine della requisitoria del processo abbreviato Eracle, scaturito dall'inchiesta che Reggio Calabria ha svelato il racket dei buttafuori abusivi tramite cui il clan Condello avrebbe imposto la protezione sui locali della movida cittadina, garantendosi anche un utile canale per lo spaccio di droga, attività che i rampolli del clan alternavano alle corse clandestine dei cavalli e alle scommesse sulle gare. Non si ferma all'alto dei carabinieri, arrestato dopo un inseguimento accaduto a Crotone, dove i militari nel corso di un controllo alla circolazione stradale hanno intimato l'alto ad un ragazzo di 21 anni mentre era alla guida di un ciclomotore senza targhe e privo del casco protettivo. Il giovane, per sottrarsi al controllo, si è dato alla fuga. Raggiunto all'altezza dell'area portuale, il giovane ha abbandonato il ciclomotore continuando la fuga a piedi, ma è stato bloccato dai militari che l'hanno arrestato. E c'è una notizia che riguarda la viabilità, la fa sapere l'ANAS, perché a causa delle ripetute inadempienze delle imprese del ritardo accumulato dalla stessa nell'esecuzione a carico dei lavori di ripristino della pavimentazione sul viadotto Cannavino, l'ANAS, così come previsto dalla norma, ha attivato la procedura di rescissione in danno a seguito del recente illegittimo fermo prodotto proprio dall'impresa in cantiere. Ovviamente ha affidato i lavori di esecuzione ad un'altra ditta. Fa sapere sempre l'ANAS che attualmente sul viadotto Cannavino sono in corso le attività propedeutiche all'esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione consegnati dalla ditta il 4 luglio scorso, che avranno proprio inizio lunedì 9 luglio, ai quali seguiranno i lavori di pavimentazione con l'ultimazione di tutte le attività previste proprio entro il prossimo 15 di luglio. Adesso ci spostiamo a Cosenza, dove si è conclusa con un finissage molto partecipato la prima sessione dei Box Art 2018. Ai Box Art di Cosenza un interessante finissage ha chiuso la prima residenza artistica curata dal professore Giacinto Di Pietrantonio, dal titolo La città del sole. Sono stati 22 gli artisti che hanno lavorato, veri e propri talenti provenienti da diverse parti del mondo, che hanno apprezzato sia le bellezze di Cosenza che l'esperienza artistica dei Box Art. Appena ho cominciato a girare ho trovato quel ponte di Calatrava che a me è piaciuto tantissimo, poi il resto. Però comunque è bella città, anche cibo da mangiare molto buono. I box sono fantastici, la città è vivace e il gruppo che si è creato è fantastico e poi stare con Giacinto è sempre un piacere enorme. Ho conosciuto tanti amici.
Ho fatto un lavoro che a me piace, io ho mangiato bene qua e la città mi piace molto. È stata un'esperienza molto intensa e la relazione in territorio con Cosenza si è rivelato una esperienza veramente molto profonda. Il progetto di residenza, con la sua forte connotazione internazionale, esprime con forza il concetto dell'universalità dell'arte, che trova ispirazione proprio nel confronto e nel dialogo tra le diverse identità. Una contaminazione con il territorio, ma anche una partecipazione attiva della città e dei cittadini, che potranno esporre alcune delle opere prodotte nelle loro case. Questo è un progetto straordinario che sta avendo il plauso in tutto il mondo. Cosenza città fabbrica creativa, Cosenza città dell'arte contemporanea, che è non solo un museo, in questo caso quello che abbiamo realizzato all'interno del complesso monumentale di San Domenico, ma soprattutto un museo vivente, cioè che si rinnova costantemente e che porta questa contemporaneità all'interno della città, contaminando i luoghi, contaminando il centro storico e le persone che vivono la città. Restiamo a Cosenza, parliamo di calcio perché quasi 1 milione di euro è stato stanziato per gli interventi manutentivi dello stadio Marulla. La Giunta ha approvato il progetto definitivo che verrà ora finanziato con un mutuo del credito sportivo. I sorteggi dei calendari di B, lo ricordiamo, si svolgeranno a Cosenza, che intanto chiude gli ingaggi di Piazza, e Dorazio rende invece arriva la firma del neo allenatore Modesto. Cosenza ancora protagonista perché dopo la festa per la promozione in Serie B sarà la città dei Bruzzi ad ospitare la cerimonia di presentazione del calendario per la nuova stagione 2018-2019. Un entusiasmo contagioso che evidentemente non è passato inosservato all'attenzione del presidente della Lega di Serie B Mauro Balata. Il sindaco di Cosenza Mario Chiuto si è reso immediatamente disponibile ad ospitare l'importante evento. Sono in via di definizione i dettagli dell'operazione che fra la fine del mese di luglio e gli inizi di agosto ospiterà il primo atto che avvia ufficialmente il campionato della prossima stagione. Cosenza accoglierà tutti i 22 presidenti delle squadre di Serie B, i dirigenti della Lega e della FIGC e molti importanti ospiti del mondo dello sport per l'evento dei sorteggi dei calendari per la nuova stagione. E mentre in via di definizione la location, la Giunta ha approvato il progetto definitivo per gli interventi manutentivi con suddivisione in lotti dello stadio San Vito Marulla. Il quadro economico della spesa è pari a un importo di circa 1 milione di euro. La spesa complessiva sarà finanziata tramite richiesta di mutuo presso il credito sportivo. Gli interventi sono suddivisi in 4 lotti e riguarderanno lavori per miglioramento del manto erboso, i lavori per il miglioramento del sistema compartimenti interni, l'acquisto di beni e forniture come seggiolini e posa e l'implementazione dei sistemi elettrici ed audio. L'amministrazione fa sapere che provvederà a stilare un cronoprogramma nel rispetto delle norme previste dalla Lega Nazionale Professionisti di B, considerando tuttavia che i tempi di realizzazione saranno soggetti a diversi passaggi burocratici a cui l'ente è vincolato, ma si impegnerà con solerzia per accelerare i passaggi previsti, andando incontro alle aspettative della tifoseria entusiasta per il prossimo campionato in Serie Cadetta. E a proposito di tifosi, parte anche la campagna abbonamenti. Da oggi fino a domenica il diritto di prelazione per i vecchi abbonati, mentre lunedì in tanti potranno presso lo store rossoblu dello stadio sottoscrivere l'abbonamento per la nuova stagione. Una campagna vantaggiosa composta da diverse offerte dedicate alle famiglie, ai vecchi abbonati, agli studenti universitari, ai residenti in comuni distanti dal capoluogo e ad altre categorie di sostenitori. Tante soluzioni che permettono di allargare la platea dei destinatari della scontistica, rendendo appetibile l'acquisto del pacchetto da 20 gare. Un abbonamento libero dalla sottoscrizione della tessera del tifoso che apre le porte di tutti i settori dell'impianto cosentino. Per quanto riguarda il mercato, il Cosenza ufficializza Matteo Di Piazza, proveniente dal Foggia Calcio. L'attaccante classe 88 ha firmato
firmato un accordo biennale fino al 30 giugno 2020. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Lecce e poi il rinnovo contrattuale con il calciatore Tommaso Dorazio, che ha firmato un contratto biennale che lo terrà legato ai colori rossoblù fino al 30 giugno 2020. A Rende ecco la firma del neotecnico Francesco Modesto, coadiuvato dall'allenatore in seconda Maurizio Perrelli e dal preparatore dei portieri Alessandro Greco. Alla Regina arriva invece il centrocampista Simone Franchini, proveniente dal Sassuolo, con la formula del prestito secco. Parliamo di spettacolo e musica, perché ha preso il via ieri sera la rassegna di spettacoli di Villa Rendano, una kermesse che può contare su un cartellone ricco di appuntamenti di qualità, dalla musica al teatro. Con lo spettacolo di Livio Minafra, un concerto a metà tra pianoforte e sperimentazione musicale, è partita la terza edizione di Sere d'estate a Villa Rendano. La rassegna di musica e teatro prevede 4 appuntamenti, tutti nel mese di luglio e tra le suggestive atmosfere di Villa Rendano. Abbiamo cercato sempre di rendere eterogenea l'offerta, per cui questa sera iniziamo con questo concerto appunto di Livio Minafra, che è una figura in ascesa a livello mondiale. È un pianista figlio di Pino Minafra, il grande jazzista, ma lui non è da meno, devo dire. Poi la prossima settimana un'eccezione, anziché il solito giovedì avremo l'appuntamento di martedì con il teatro per famiglia, e diamo un omaggio, un ricordo a Totonno Chiappetta. Il terzo appuntamento l'altro giovedì invece ancora col teatro musicale col maestro Francesco Perri. Poi chiudiamo con Mariella Nava. Le Sere d'estate avranno altri 3 appuntamenti nel mese di luglio, ma a fianco a questi 3 appuntamenti ci saranno altre iniziative divise fra presentazioni di libri, altri eventi anche ludici, divertenti, per poter far sì che la nostra mission, che è quello di coinvolgere la città, si possa portare a termine. Ad arricchire gli eventi culturali ci sarà la Food Experience a cura della Maccaroni Chef Academy, la caffetteria in giardino prima e dopo gli spettacoli e la possibilità di visitare il museo multimediale con Sensia Itinera. Adesso vediamo le previsioni del tempo. Benvenuti nello spazio delle previsioni del tempo a cura dello staff di Meteo in Calabria. Dopo vari giorni di stallo si profila all'orizzonte un cambio nella disposizione delle varie figure sullo scacchiere barico europeo. Si tratta del cambio di un pattern ormai consolidato di ora in ora, però sempre più labile e minato dall'intrusione di correnti fresche ed instabili provenienti da est. Avremo quindi, a partire dalle prossime ore, temperature più gradevoli, nonché un parziale ritorno dell'instabilità, soprattutto nel weekend. Andiamo ora a vedere le previsioni in dettaglio per la nostra regione nelle prossime 48 ore. Sabato avremo variabilità spiccata, soprattutto su Pollino, Sila, Serre Vibonesi, Aspromonte e in parte su costiera tirrenica centro-meridionale, con probabili piogge che potranno risultare di debole intensità. Sereno, poco nuvoloso altrove, con temperature che rimarranno più o meno stazionarie. Diamo ora uno sguardo invece al comportamento dei mari e dei venti. Sabato su Tirreno avremo ovunque venti moderati da nord-ovest con mari mossi. Sullo Ionio avremo venti di direzione variabile dal quadrante occidentale, con bacini poco mossi su settori centro-settentrionali, mossi su quelli meridionali. Bene, prima di salutarci vi rinnovo l'invito a consultare il nostro portale online all'indirizzo www.meteoincalabria.it, nonché alla nostra pagina Facebook all'indirizzo facebook.com/meteoincalabria, dove potrete avere notizie sempre aggiornate sull'andamento climatico nella nostra regione. Anche per oggi è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.